Ciao tifosi del Napoli! Oggi abbiamo notizie esplosive per voi. La squadra sta cercando di migliorarsi sempre di più per ottenere risultati straordinari. Prima di iniziare, vi invitiamo a mettere un like a questo video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna novità. Ora, andiamo al cuore della notizia. Mercato di trasferimenti dell'SSC Napoli, Lukaku vuole solo Napoli e Conte. Come riportato nella Gazzetta dello Sport di oggi, Romelu Lukaku ha espresso chiaramente la sua preferenza per il Napoli e il suo desiderio di lavorare nuovamente con Antonio Conte. La situazione Osimhen è ancora in bilico, ma Conte spera che De Laurentiis e Manna riescano a trovare un sostituto di alto livello per il nigeriano, e il nome in cima alla lista è proprio quello di Romelu Lukaku. Il belga vede in Conte il miglior allenatore della sua carriera e vuole ritornare a essere decisivo come lo era ai tempi dell'Inter. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Lukaku ha dato priorità assoluta al trasferimento a Napoli, vuole raggiungere Conte, tornare a volare e a essere decisivo sotto la gestione del tecnico salentino. Inoltre, si parla di una clausola che potrebbe essere aggirata per facilitare il trasferimento definitivo dal Chelsea. Lukaku è pronto e spera che la questione Osimhen si risolva nelle prossime settimane, consentendo così il suo arrivo a Napoli. Con la sua esperienza e il suo talento, Romelu potrebbe essere il colpo di mercato che i tifosi azzurri stavano aspettando. Cosa ne pensate, tifosi del Napoli? Romelu Lukaku sarebbe il sostituto ideale per Victor Osimhen? Lasciateci i vostri commenti qui sotto e discutiamo insieme di questa possibile mossa di mercato. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato Napoli. Alla prossima! E come sempre, Forza Napoli!